Senza scuola a meno di un mese dall'inizio delle lezioni, la denuncia dell'assessore regionale Donazzan che punta il dito contro una nuova riforma che lascia a casa migliaia di insegnanti. Al via oggi le consultazioni al Quirinale dopo la caduta del governo, scenari ancora aperti, mentre dal Veneto il presidente Zaia si schiera per il voto e torna a parlare dell'autonomia bloccata. Più cauti nell'esprimersi gli esponenti della politica veneziana tra chi accusa Conte e chi Salvini, mentre il paese resta nella confusione. Caro affitti anche a Venezia, i residenti degli alloggi Ater hanno protestato la mobilitazione contro la nuova riforma della legge regionale di edilizia popolare. Un'altra vita spezzata dalla droga, un 30enne trevigiano, e torna lo spettro della cosiddetta eroina gialla proveniente dall'area mestrina. Rapinato il dipendente di una ditta di catering di Cavallino Tre Porti, bottino ingente 60.000 euro, indagano i carabinieri. Confermata la presenza dell'attore Johnny Depp alla 76esima mostra del cinema di Venezia, potrebbe sbarcare tra il 4 e il 5 di settembre. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la scuola alla vigilia dell'apertura del nuovo anno scolastico. A lanciare l'allarme è l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che punta il dito contro la nuova riforma introdotta dall'ultima legge di bilancio che lascia a casa migliaia di insegnanti. Sentiamo. Mancano 3 settimane al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico e nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto mancano complessivamente più di 7.800 insegnanti, di cui 2.284 di sostegno. Eppure la mancanza quest'anno è particolarmente grave. Il Ministero non ha nemmeno risposto alle sollecitazioni per sapere come sono stati ripartiti questi numeri di insegnanti nelle altre regioni italiane. Le province più in sofferenza, Venezia e Treviso, dove rispettivamente mancano 1.155 e 1.012 insegnanti ordinari e 440 e 282 insegnanti di sostegno. Sembra un fatto insormontabile, eppure cosa c'è di più facile di dire quanti insegnanti servono sapendo quanti studenti sono in classe, come sono formate le classi, di che cosa c'è bisogno. Alla strutturale mancanza di programmazione nella scuola, a cui nessun governo ha saputo porre rimedio, dichiara l'assessore regionale Veneto all'istruzione e formazione Elena Donazzan, si aggiunge quest'anno il problema degli insegnanti precari storici o entrati di recente in ruolo, che sono stati cancellati dalle graduatorie, come è il caso dei diplomati magistrali, e che tornano più precari di prima, inseriti nelle sole graduatorie di istituto, che non possono dare la prospettiva dell'entrata in ruolo. E ancora sono venuti a mancare i concorsi, nonché i posti di abilitazione, in particolare per gli insegnanti di sostegno, prosegue sempre l'assessore, e a farne le spese in primis è la classe docente. Il nuovo anno scolastico si apre in Veneto con la mancanza di 2 insegnanti su 5 per gli studenti con grave disabilità. Vuol dire gli studenti più bisognosi che dovrebbero avere continuità didattica, un insegnante stabile che possa portarlo in tutto il ciclo scolastico, e qui mancano. Non a caso le richieste fatte soprattutto nei confronti del Ministero, con a fianco le università venete, chiedevano di avere posti per abilitare gli insegnanti di sostegno. E l'ultima grave incertezza che si aggiunge per il Veneto è che ad oggi l'ufficio scolastico regionale è privo di vertice, perché la dirigente Augusta Celada è stata chiamata a Roma. A me pare che il Veneto sia stato penalizzato particolarmente. Al via oggi le consultazioni al Quirinale dopo la caduta del governo giallo-verde, scenari ancora aperti, mentre dal Veneto il governatore Zaia si schiera per il voto e torna a parlare dell'autonomia bloccata. Direi che siamo preoccupati come al solito per l'autonomia, tanto per cominciare a parlare di un argomento, un'autonomia che comunque noi continueremo a chiedere a tutti nelle stesse modalità e senza far sconto a nessuno. Non li ho fatti al governo del PD, non li ho fatti al governo giallo-verde, non li farò neanche ai futuri governi. Voto o non voto, l'onda dell'autonomia dal Veneto non si fermerà. È la promessa di Zaia, che però 24 ore dopo la battaglia di parole del Senato e la fine del governo giallo-verde si dice preoccupato in una certa misura. A Roma è il giorno del via alle consultazioni al Quirinale e per il numero 1 di Palazzo Balbi, come ripete da quando la crisi è aperta, c'è una sola via per arrivare prima all'autonomia e alle altre partite venete.
sono veramente i presupposti per andare a votare subito, mi permetto di dire, e di avere un governo forte, forse per la prima volta nella storia veramente un governo forte, con un premier che potremo avere già alla volta di novembre. Se non si scelgono le urne vorrà dire che ci sarà l'inciuccio, perché altro non può esserci, perché visto e considerato che se non si va a votare l'unica maggioranza che si può formare è quella tra PD e 5 Stelle. E la reazione a quello che Zaia definisce inciuccio sarebbe per il governatore una sola. Il Veneto, e di conseguenza la parte produttiva del paese, cioè il nord, dice finirà all'opposizione. Eppure il governo di legislatura è una delle possibilità. La direzione nazionale del PD ha dato mandato al segretario Zingaretti di trattare con i pentastellati, dettando però 5 punti fermi, tra i quali lealtà all'Europa, cambio della gestione dei flussi migratori e investimenti di ripresa economica. La parola autonomia non c'è in questi punti ed è difficile credere che il freno pentastellato di questi mesi possa sbloccarsi proprio ora. Autonomia assente comunque anche dal discorso di replica di Matteo Salvini, e questo forse ha fatto storcere il naso a non pochi leghisti veneti. Non a Zaia comunque, che invece sottolinea l'assenza del tema autonomia nel discorso di Conte. Ieri con un passaggio veramente che è stato quasi insignificante sull'autonomia, che poteva parlare di più di autonomia, magari fare anche un mea culpa, perché dopo 14 mesi non puoi dire faremo l'autonomia e garantiremo la solidarietà e l'unità nazionale, perché è come dire compreremo un'auto e garantiremo che abbia 4 ruote. Un Veneto in attesa dunque, mentre Zaia streglia ancora l'ex premier su un altro passaggio. Anche ieri il presidente Conte ha sciolinato e portato come grande risultato le Olimpiadi. Le Olimpiadi, cari signori, le paga la regione del Veneto e la regione Lombardia, e se non ci fossero state le 2 regioni le Olimpiadi non ci sarebbero, perché ci hanno detto se le fate vi arrangiate. Ed ora sulla crisi di governo sentiamo l'opinione di alcuni esponenti politici veneziani. Io ieri ho assistito ad uno dei più brutti interventi politici in un'aula di Senato. Il premier Conte non ha rassegnato le proprie dimissioni, ma bensì ha creato lo spazio per un vero e proprio attacco ad persona contro il ministro Matteo Salvini, cosa veramente vergognosa. Il meglio di sé poi lo ha dato parlando del rosario, che è un simbolo per la fede cristiana. E ritengo che questa sia assolutamente una pagina tra le più tristi per tutte le istituzioni, che in questo momento questo paese sia assolutamente da rimettere in piedi e che sia finito lo spazio per i piagnistei e le piccole beghe. Bisogna lavorare assolutamente, non certo più a colpi di assistenzialismo o buonismo, come una parte di questo governo ha sempre tentato di portare avanti. Mentre il consigliere regionale leghista Semenzato punta il dito contro il comportamento di Conte, dal Movimento 5 Stelle veneziano parte l'analisi nei confronti di Salvini. Mi dispiace per il Paese e per gli italiani, però d'altro canto occorre dire che, come diceva il Manzoni, chi il coraggio non ce l'ha non se lo può dare. E questo è ovviamente Salvini. Salvini non ha avuto il coraggio di dire agli italiani che la flat tax tanto promessa non si poteva fare con la prossima finanziaria, non ha avuto il coraggio di dire agli italiani in modo chiaro che la riforma della giustizia proposta dal Movimento 5 Stelle non gli piaceva, perché fondamentalmente, come Berlusconi, non vuole sospendere la prescrizione dei reati. Credo che non sia assolutamente accettabile anche il fatto di dover andare a elezioni in base ai sondaggi. Ci sono state le elezioni europee che hanno dato certi risultati, ma questo non comporta automaticamente che si debba per forza andare al voto. Ora serve la massima chiarezza, chiosa il senatore PD Ferrazzi. Quello che bisogna assolutamente evitare è i governichi di breve periodo guidati magari dalla paura delle elezioni. È del tutto evidente che se un nuovo governo deve nascere, può nascere a livello parlamentare, perché la nostra è una democrazia parlamentare, deve nascere su dei presupposti assolutamente chiari e trasparenti alla luce del sole, e dovrà essere un presupposto di lungo periodo. E sarebbe un clamoroso regalo nei confronti tra l'altro di sovranisti che vogliono portarci fuori dall'Europa, dall'euro e consegnare l'Italia all'asse strategico con Putin, quello di consegnare appunto alle elezioni nella prossima primavera, magari dopo che noi ci siamo collati una legge di bilancio con tutte le promesse non mantenute scaricate appunto dall'ex governo ad ora.
e quindi vedremo se in Parlamento e se Mattarella riusciranno insieme a trovare una quadra che però deve essere una quadra chiara. Secondo il segretario regionale della CGIL, Cristian Ferrari, siamo di fronte a una crisi al buio da cui non si può uscire, che per modalità e tempistiche rappresenta una scelta irresponsabile. E cosa ne pensano i cittadini? Meglio andare al voto o confidare in una nuova coalizione di governo? Sentiamo. Non mi parli del votare, perché tu qualsiasi colore tu voti, poi chi va al governo è tutta un'altra cosa. Poi guardi, queste insalate fanno proprio, disgustano tutti quanti. Subito le elezioni, per me. Perché? Perché mi sembra che sia più adeguato. Meglio al voto subito oppure un governo PD 5 Stelle? Subito. Perché? Perché c'è bisogno di un governo, che qualcuno ci assista, insomma, ecco. Lei ha ancora fiducia? Su Salvini sì. Dopo. Per me sarebbe da andare al voto subito. Basta, io la vedo così. Perché i 5 Stelle non so quanto affidabili che siano, e lo stesso anche il PD, non lo so. Io direi di andare al voto. E lei in chi ha fiducia? Beh, fiducia non l'avrei un po' in nessuno, ma forse il lavorato che ha fatto un po' la Lega, forse quasi mi indirizzerei verso di loro. I 5 Stelle sono state una delusione. Si formano con un programma sicuro, valido, che va bene per il Paese, può andare anche bene, ma se sono seri, se quello che dicono fanno, se fanno per il bene del popolo o non se fanno per il loro bene, per tenere il posto per loro, per non andare alle elezioni magari paura di perdere la poltrona. Meglio il voto subito o meglio un... Sono apolitico. Ma ha perso fiducia? Ma 30 anni fa? La cronaca ora ha rapinato il dipendente di una ditta di catering a Cavallino Tre Porti, bottino 60.000 euro. Indagano i carabinieri, sentiamo. Rapina fulminea lunedì mattina a Cavallino Tre Porti nella zona di Cavalle lungo via Fausta. Ingente il bottino rubato al dipendente di una ditta di catering cui è stata presa la borsa dalle mani con un incasso di 3 ristoranti. I 2 malviventi a bordo di una moto hanno portato via circa 60.000 euro. Completato il giro previsto nei ristoranti, l'addetto con la propria auto aveva fatto ritorno verso la sede dell'azienda e quando è arrivato è stato derubato. Un'azione rapidissima. I 2 l'hanno bloccato con lo spray urticante, poi sono fuggiti. Una volta libero ha lanciato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri di San Donà di Piave. Al vaglio ora le immagini del sistema di videosorveglianza e di alcune attività private della zona. Con molta probabilità chi ha agito è andato a colpo sicuro, compreso la scelta del giorno. Il lunedì successivo al fine settimana di Ferragosto, infatti, periodo in cui i campeggi del litorale hanno registrato il tutto esaurito, quindi con maggiori incassi. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca, un'altra vita spezzata dalla droga e torna lo spettro della cosiddetta eroina gialla proveniente dall'area mestrina. Sentiamo. Un 30enne trevigiano ricoverato in ospedale 2 settimane fa a causa di una probabile overdose ha perso la vita. Le sue condizioni si sono dimostrate gravi fin da subito quando la sera del 3 agosto è stato ricoverato, senza alcun miglioramento nei giorni successivi, fino alla morte. Si era sentito male nella sua abitazione di via Pinelli poco dopo le 20. Era stata la sua compagna a lanciare l'allarme al 118, il cui personale, una volta giunto sul posto, l'ha caricato in ambulanza per portarlo al pronto soccorso d'urgenza.
Le forze dell'ordine si sono subito messe al lavoro per cercare di capire da dove sia arrivata la droga e anche questa volta la pista principale è quella della cosiddetta eroina gialla di Mestre, che ha già portato a diverse morti negli ultimi anni. Sembra infatti che il ragazzo frequentasse regolarmente gli ambienti della tossicodipendenza mestrina e probabilmente è proprio lì, nell'area della stazione, che potrebbe aver acquistato la dose che gli è costata la vita. E torniamo a parlare del caro affitti delle case Ater. Anche a Venezia oggi i residenti hanno manifestato il loro malumore contro la nuova legge di edilizia popolare residenziale pubblica varata dalla Regione. Sentiamo. Abbiamo ricevuto la lettera dei 24 mesi per sistemare l'ISEE, altrimenti abbiamo lo sfratto. Perché superiamo l'ISEE, ma 20.000 euro di ISEE è una cosa assurda, che solo marito e moglie che lavorano li superano. E ci mi ha aumentato l'affitto da 280 euro a 410, fra 2 anni se a sistemare l'ISEE se non fuori. E allora controllino gli abusivi, ecco, prima devono controllare tutti gli abusivi che hanno sfondato le porte per avere una casa e dopo mi mandano fuori a me. Col diritto che da tanti anni mio padre ha fatto i restauri con i suoi soldi, 150 milioni di quell'epoca. È la carica dei 150 forse più veneziani e mestrini delle case popolari si sono dati appuntamento ai piedi della sede Ater di Venezia per la grande mobilitazione contro la nuova riforma regionale di edilizia pubblica. Perché raga, le case popolari è gente che ha bisogno, che sporco, che se vergogna! Che si vergogna! In Rio Novo dalle 10:30 del mattino in scena la disperazione e la rabbia, famiglie, pensionati e figli in mobilità o cassi integrati che comunque fanno reddito con case colabrodo, aggiunge questa rappresentante del quartiere Triestina Favaro Veneto. Ci piove acqua dentro quando piove, è una cosa inescredibile. Mi hanno aumentato abbastanza il mio bell'affitto perché Quanto? di 54 euro. Quanto paga? 2,34. Con una pensione siamo in 2. La pensione e spendo 200 euro di puri farmaci di mio marito al mese, senza tutte le bollette. Tutto quello che va di se una persona ha qualcosina, quel poco da parte, se dovessero venire una malattia o morire, non ci bastano nemmeno. I nuovi affitti non vengono calcolati solo in base agli algoritmi che tengono conto del reddito della persona o della famiglia, ma anche in base al valore commerciale dell'immobile. Quindi noi abbiamo immobili a Venezia che per la loro posizione hanno un valore commerciale molto alto, anche se magari dentro non sono né ristrutturati, né ammodernati, né messi a posto, oppure sono stati messi a posto dagli inquilini stessi. È dal 1962 che abito a Saccafisola e ho fatto 2 restauri con i soldi miei, quindi resto e rimango a Venezia, a Saccafisola, neanche se viene il Presidente della Repubblica non mi butta fuori. Il diritto della casa va dato ai poveri. Ed ora la mostra del cinema di Venezia. Sul red carpet del Lido previsto anche l'arrivo di Johnny Depp, come annunciato dal direttore della 76esima mostra del cinema Alberto Barbera. La presenza dell'attore data per certa, lo stesso Johnny Depp infatti ha confermato, anche se non si sa con esattezza quale sia il giorno preciso d'arrivo della star. Incrociando il calendario del programma, la prima proiezione del nuovo film di Johnny Depp, Waiting for the Barbarians, diretto da Ciro Guerra e con Greta Scacchi, avverrà la mattina del 6 settembre. Si presume quindi che il divo potrebbe sbarcare al Lido tra il 4 ed il 5 di settembre. Vi ricordo ora la nostra rubrica dedicata a voi telespettatori per tutte le vostre segnalazioni. Lo dico ad antenna, i contatti li vedete come sempre nel cartello in sovraimpressione, redazione @antenna3.it per le mail, 0422 02 30 898 per lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica o ancora 351 1755 340 per i messaggi SMS o WhatsApp. È tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG come sempre torna 20:10, questa sera ospite di Nicola Zanetti il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo.
È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone in indebolimento, tempo instabile sulle Alpi a causa di una nuova goccia fresca in quota che darà luogo a precipitazioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 22 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sui rilievi anche con isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure entro la notte. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove avremo una giornata soleggiata ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia sarà possibile qualche piovasco sui settori montuosi, bel tempo invece altrove. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 29 e 30 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque al mattino, poi tenderà a peggiorare col passare delle ore con qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime sui 18 gradi, massime comprese invece tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.